la sua funzione fino in fondo e realizzi gli impianti che mancano. Ora, esiste una provincia nel Veneto che non ha né una discarica né un impianto di incenerimento. La provincia di Treviso. Anche bisognerà ragionare dove fare degli impianti. Mica qua in provincia di Padova dove gli impianti ci sono, funzionano, hanno esercitato una funzione importante anche a favore di territori che non hanno fatto il loro dovere. E le regioni, per noi, dovrebbe quindi attivarsi in questo senso. E il piano approvato dalla Regione del Veneto del 2004 aveva questa filosofia di fondo e quindi prevedeva per ogni bacino di raccolta dei rifiuti gli impianti da realizzare. Prevedeva anche un'altra cosa, il fatto che gli attuali bacini di raccolta, che hanno una dimensione al di sotto del territorio provinciale, in realtà si trasformassero e si arrivasse a far coincidere il bacino della raccolta dei rifiuti con la dimensione provinciale. Aveva un senso questa proposta, perché? Perché è evidente che proprio in conseguenza dell'aumento forte della raccolta differenziata c'è una riduzione sostanziale del quantitativo di rifiuto che deve essere collocato nei sistemi di smaltimento attualmente presenti. E era un livello più vasto che era utile e opportuno governare quindi la materia, prevedendo gli impianti che servono e realizzandoli. Ora, nel bacino che interessa la provincia di Padova, un impianto di incenerimento c'è, è quello che c'è a Padova. Tra l'altro ha una gestione pubblica, che è molto diversa dalla gestione che è in grado di assicurare un privato. Ci sono poi una serie di discariche nel territorio del bacino provinciale. Ripeto, il punto su cui occorre lavorare è rispetto ai territori che non hanno gli impianti. Allora, è possibile continuare con questa manfrina degli impianti tattici che oggi sono solo, posso dire, che servono solo per nascondere il fatto che non si vuole intervenire laddove gli impianti non ci sono. Questo è, credo, il punto su cui dobbiamo riflettere, perché nel piano regionale che è stato approvato nel 2004, che raccoglie tra l'altro le indicazioni che ogni provincia ha elaborato per quel che riguarda la politica sui rifiuti, definendo ogni provincia un piano proprio. Parlando del bacino che riguarda anche questo territorio, si dice: il bacino non ha mai smaltito fuori dal proprio territorio ed ha ricevuto in maniera costante, soprattutto presso la discarica di Sant'Urbano, i rifiuti provenienti sia da comuni extra bacino che da fuori provincia. Ora, a me pare che il punto vero sia qui, insomma. È ora di finirla con il fatto che questo territorio continui a raccogliere rifiuti al di fuori della nostra provincia. Ogni provincia deve essere autosufficiente. Mi pare un ragionamento di buon senso, su cui, mettiamo per un attimo da parte le ragioni che interessano poi i problemi anche dal punto di vista sanitario. Ma questa, dal punto di vista della ragionevolezza, a noi pare una proposta sensatissima. Ogni provincia deve avere gli impianti propri e la regione, che è un ente di governo sovraprovinciale, che deve pianificare lo sviluppo, e questa è la funzione della regione, in una dimensione regionale deve prevedere quindi gli interventi dove non ci sono gli impianti. Faccia questo la regione. A me fa specie che i dirigenti regionali vengano coinvolti in un'operazione di un comune per
un'operazione che tenta poi di promuovere la realizzazione di un inceneritore qui nel territorio di Sant'Urbano. La funzione del dirigente regionale è quello non di obbedire agli interessi di un comune o di imprenditori che sono presenti sul territorio, ma di avere un altro livello di intervento. Mi fa specie anche che la Regione abbia speso cifre anche rilevanti, 300.000 euro per un'iniziativa che riguarda appunto Biograzia, quando si discute del bilancio della Regione del Veneto i fondi magari per la sanità o il sociale non ci sono. Allora, se si buttassero meno via insomma, i soldi per operazioni poco trasparenti sarebbe meglio. Io penso che su questa vicenda, è stato detto prima, ci sia soprattutto un fortissimo interesse privato che smuove anche le istituzioni pubbliche tentando di garantirsi un futuro nell'ambito in cui già opera. Ma questo è tutt'altro ragionamento rispetto alla programmazione regionale. È un problema che non dovrebbe interessare l'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale ha un altro compito: programmare soprattutto rispetto ai territori che sono oggi sprovvisti di impianti. Insisto su questo punto, perché qui invece mi pare che nell'atteggiamento che ha la giunta regionale ci siano altre cose che sono in ballo, poco chiare, poco utili anche rispetto alle necessità che ha il territorio regionale, sbagliate politicamente, sbagliate profondamente, perché così, ripeto, si legittimano i territori inadempienti a fare quello che hanno sempre fatto. Si continua ad insistere sui territori che hanno subito la localizzazione dell'impianto a continuare a subirlo all'infinito. Non può essere la logica che noi vogliamo per il Veneto del futuro. Noi vogliamo